I locali del Vergati Sarmeola in divisa bianco-blu, allenati da Leandro Falcini e Matteo Bivi, giocano con Andrea Sartori alzatore, Emilio Maniero opposto, il capitano Fabio Canella e Giovanni Bertelle schiacciatori, Davide Castaman e Alberto Frizzarin centrali, Damiano Migliorini libero. Gli ospiti del Termis Volley Paese, in tenuta grigia con inserti gialli, guidati da Walter Baldan, schierano Francesco Perizzolo alzatore, Alessandro Pin opposto, Luigi Molin e Simone Bellinato schiacciatori, Paolo Frasson e Stefano Vendramin centrali, Rocco Imoli libero. Avvio in salita per il Vergati Sarmeola, assai falloso in attacco, a tutto vantaggio degli ospiti che guadagnano un margine di 4 punti sul 6-2, incrementandolo poi sul 12-7 grazie al buon apporto del muro e alla regolarità delle bande Molin e Bellinato. Il Sarmeola soffre le battute incisive dei trevigiani che giocano a viso aperto mantenendo il vantaggio fin sul 18-12, quando Bertelle innesca la decisa reazione dei padroni di casa che mettono sotto pressione la ricezione ospite, col servizio di Frizzarin. Bucano la difesa avversaria con le potenti schiacciate dell'opposto Emilio Maniero e di Giovanni Bertelle, accorciando il gap sul 18-16. I locali accelerano e perfezionano la perentoria rimonta sul 19 pari, aiutati peraltro dai ripetuti errori in battuta del Paese. L'imprecisa ricezione trevigiana non agevola di certo il compito di Perizzolo, a cui viene fischiato un fallo di palla portata. Gli ospiti si disuniscono e sbagliano in attacco con Pin, subendo il sorpasso del Sarmeola che vola sul 23-21. Frasson va a segno sul primo tempo, ma Maniero gli risponde subito da posto 2, siglando il punto del 24-22. Bertelle affonda in rete una pipe, ma Alberto Trevisan, subentrato in precedenza a Capitan Canella, risolve un'azione prolungata consegnando il primo set al Vergati Sarmeola, complice il brutto errore del libero Imoli. Veemente ripartenza dei locali, spinti dal muro granitico di Castaman e Bertelle e dalle micidiali battute dello stesso Bertelle. I ragazzi di Falcini infliggono duri colpi alla ricezione avversaria, bloccando gli attacchi trevigiani. Il Vergati si avvantaggia di slancio sul 9-2 con l'ace dell'ottimo Giovanni Bertelle, che si mette in luce con potenti schiacciate da posto 4, imitato da Emilio Maniero. Il Paese si affida al braccio di Luigi Molin, particolarmente ispirato, ma ciò non basta agli ospiti per recuperare il passivo e i padovani vanno alla seconda pausa tecnica in vantaggio di 5 punti in virtù di un altro attacco vincente dello scatenato Maniero. Emi, sei passato sulla parallela, nel tuo attacco in parallela, tu continui a prendere la diagonale in ogni caso, se la palla era molto lunga è andato lì, ma la norma è che prendiamo la diagonale. Con il doppio cambio col numero 3 tu rimani al muro sul numero 3, se c'è il numero 10 come posto lo prendi tu invece. Adesso come seconda linea diamo prevalenza che il 10 non schiaccia e andiamo a fare il muro forte sull'altro giocatore. Sfruttando le indicazioni precise di coach Falcini, i locali producono gioco e punti con facilità, allungando ancora sul 18-12. Un buon apporto in prima linea viene anche da Alberto Trevisan, nuovamente subentrato a Canella, e tutta la squadra padovana gira bene grazie all'egregia regia di Andrea Sartori. Nel Paese entrano l'alzatore Alessandro Brunetta per Perizzolo, l'opposto Andrea Sutto per Pin e il centrale Albino Albanese per Vendramin. Ma la timida reazione trevigiana si spegne sul 20-17, soffocata dalla bordata di Bertelle. Il Vergati è padrone del gioco, difende e colpisce in contrattacco con l'intelligente palletta di Maniero volando sul 23-18. L'attacco trevigiano svanisce, Bertelle marca un altro ace, poi il potente diagonale di Emilio Maniero dà al Sarmeola il punto del 25-18, facendo calare il sipario sul secondo parziale. Il Paese rientra in campo con l'opposto Pin per Sutto, mentre sono confermati l'alzatore Brunetta al posto di Perizzolo e il centrale albanese per Vendramin. Primi scambi del terzo set all'insegna dell'equilibrio, spezzato dai due splendidi ace di Maniero che proiettano il Vergati Sarmeola sul 6-4. Va a segno anche Fabio Canella, che poi sbaglia una battuta lasciando nuovamente il posto a Trevisan, con i locali al primo tempo tecnico avanti sull'8-5. Gli ospiti si affidano prevalentemente a Molin e Pin, i loro migliori terminali offensivi, riuscendo a restare agganciati a un paio di lunghezze dai padovani, che però rispondono colpo su colpo con l'irresistibile Bertelle, una vera macchina in attacco. Bene il centrale Castaman su primo tempo, è suo il punto del 13-10 per il Sarmeola. Luigi Molin è costretto ad un super lavoro, servito spesso e bene dall'alzatore trevigiano Brunetta.
La banda numero 13 va a segno col pallonetto e col mani fuori, riportando gli ospiti a stretto contatto sul 14-13. Arriva subito però la risposta del Vergati col mani fuori di Maniero e col muro vincente su Pin, che mandano i locali alla seconda pausa tecnica in vantaggio per 16-13. Il centrale Alberto Frizzarin replica il pallonetto vincente di Molin, innescando lo sprint risolutivo dei ragazzi di Falcini che scardinano la ricezione del paese volando sul 22-15. Pin colpisce da posto 4, ma gli ospiti vedono scivolare via irrimediabilmente il match perché il Sarmeola gestisce con calma e lucidità il cospicuo margine, marcando altri 2 punti con l'infermabile Emilio Maniero, portandosi sul 24-18. Poi la schiacciata di Capitan Canella sfonda il muro avversario, decretando la vittoria del Vergati Sarmeola. Siamo venuti qui con tutte le migliori intenzioni di far bene e infatti si è visto nel primo set, siamo andati avanti, peccato forse un po' di timore, forse un po' di organizzazione all'interno della squadra che non è andata nel migliore dei modi e purtroppo l'abbiamo perso, chissà di sistemare queste piccole cose che ci rovinano certi risultati. Secondo e terzo set purtroppo abbiamo subito il gioco avversario, loro sono una grandissima squadra e meritano di essere primi in classifica. Non è un periodo facile per noi a causa della mancanza dell'allenatore, comunque cerchiamo di mettere il massimo per ottenere migliori risultati di quanto abbiamo ottenuto finora. Abbiamo iniziato la partita un po' soffrendo sotto alcuni punti di vista perché loro sbagliavano molto poco, però siamo riusciti poi a venirne fuori perché magari con il nostro offensivo d'attacco e la nostra amalgama di squadra siamo riusciti a portare a casa il risultato nonostante loro che comunque hanno fatto una buona partita a mio avviso. La squadra è stata costruita per fare un campionato di buon livello. Abbiamo cominciato molto bene con delle amichevoli iniziali anche con B1. Abbiamo visto che si poteva fare quello che stiamo facendo adesso. Abbiamo creduto, tutti i ragazzi sono giovani e ambiziosi, in palestra si continua a lavorare molto bene, la strada è ancora lunga per arrivare primi e le difficoltà sono ancora tante, però siamo a buon punto. Un parziale negativo di -6 non è da tutti recuperare in questo modo, soprattutto al primo set è facile pensare va bene faremo un 3-1, pensiamo al prossimo, invece questa è proprio la caratteristica che ci contraddistingue. Poi era un rischio prevedibile con questa squadra che non ha nulla da perdere, bene o male con tutte le squadre che ci incontrano, ormai è un motivo che ritorna. La gente gioca bene, si impegna, rischia e se le cose entrano, le battute funzionano, tutte le squadre diventano ostiche. Questa squadra, il paese ha dimostrato che ha dei momenti di gioco di buon livello e infatti non per niente ci ha messo sotto il primo set. Noi non abbiamo peccato di superficialità perché non glielo permetto ai miei giocatori di essere superficiali. Diciamo che non ci aspettavamo un'aggressività e un rendimento tecnico-tattico da parte loro di questo livello, eravamo preparati a un qualcosa di meno pesante e questi ci hanno fatto vedere invece che se le cose girano anche a loro modo diventa una squadra difficile da affrontare. Siamo in una fase di crescita e lo si nota anche soprattutto nei momenti di difficoltà, quando siamo sotto come punteggio, c'è la reazione ed è immediata e questo per noi è veramente una novità. È la dimostrazione che quando il talento dei giocatori si mette a servizio della squadra, il gruppo diventa coeso ed efficace in ogni fondamentale. Reputo quest'annata 2011-2012 una buona annata per noi, sia in campo sportivo che in campo aziendale. Campo sportivo perché quest'anno, fin dall'inizio, abbiamo mostrato il nostro talento, il nostro valore in campo. È un'annata in cui abbiamo puntato su molti giovani e per questo siamo contenti. In campo lavorativo è un'annata buona
pur essendoci un periodo di crisi, stiamo dando valore alla nostra azienda. Abbiamo inaugurato la nuova sede a Mestrino su un capannone di circa 6.000 metri quadri e crediamo nel futuro. Crediamo nel futuro in questo sport della pallavolo che sta dando ricche soddisfazioni alla nostra polisportiva e auguriamo una buona annata ai nostri giocatori.